Questo, l'ho sempre detto, è uno di quei canali in cui l'aspettativa non può funzionare. Chi entra in questo canale con l'aspettativa ne rimarrà sempre deluso. Puoi aspettarti da questo video una semplice chiacchierata tra amici e una storia, secondo me, molto interessante e forte. Mi mancava questo adesivo di Andrea, una pubblicità. Quale? Questa è l'entrata, non pubblicità. No pubblicità. È perché capita, vedi? Capita, giustamente. Capita, lasci la porta aperta e te trovi tre volatili. Che te la infilano. Tocca su. che lo facciamo riscaldare un attimo. Porco cane. Qual era l'unica cosa che pensava il corpo a riposare? Riposare, facevi 30-40 km a piedi, cioè malato di cancro. Però con l'abitudine, il corpo abituato a camminare, il problema non era né mangiare. Allora ho detto cazzo, c'è qualcosa che non va, dove cosa devo capire io? Devo capire ad ascoltare il mio corpo. L'ho mangiato sempre, te mangi alle 20 per abitudine, c'è TG, metti giù la pasta alle 12, per 40 anni è stato così, abitudine. Questa è una cosa sì che io non ancora non sono riuscito a capire, sai, perché da una parte io ho sempre avuto il tuo pensiero, perché è il corpo che decide, il corpo che chiama. Dall'altra, medici e nutrizionisti però dicono che tu devi dare un'educazione al corpo in modo che lui prepara gli stessi orari, succhi gastrici e tutte quelle schifezze, quindi io non ne vengo fuori. Cioè, perché no, ne vieni fuori, sai come ne vieni fuori? Che a me, quando ho fatto conferenze e cose, mi hanno accostato, e ti parlo sulle malattie quindi importanti in ospedale, eccetera, ti avvicina il nutrizionista, dice Andrea, tu dici cose che noi normalmente non possiamo dire. Quindi che cosa vuol dire? Che tante volte ascoltare il proprio corpo, quindi nutrirsi quando il corpo ti chiede, è una cosa che il nutrizionista non può dirti. È un paradosso pazzesco, ma è così. È così. Se tu incominci a farlo, allora tante volte poi incominci a leggere dei libri, incominci a leggere delle storie di altre persone, incominci a leggere dei digiuni, dici cazzo che so. No, è realtà, il corpo noi ne conosciamo. Voglio esagerare il 10%. Il 10% tu conosci del tuo corpo, e te lo dico da malato di cancro. Tutto il resto lui, c'è una bellissima cosa che attenzione, io sono lontano anni luce perché cammino, allora che camminare possa mai guarire dal cancro, ok? Che possa mai guarire da malattie gravi, come nel caso mio il cancro. Però che il nostro corpo è la migliore farmacia è la realtà. E noi non lo sappiamo, ne conosciamo pochissimo. E io ti dico, sono seguito qua da medici che hanno tanto di fiocco e di cappello, che Giovanni Lorea, Croce, hanno fatto ricerche su di me, c'ho un sistema immunitario particolare, sono l'unico in vita in tutta Italia col cancro al pancreas a 8 anni, eccetera eccetera. Mi bevo il mio vino tranquillo, eccetera eccetera, però ascolto il mio corpo, è importante. Sono arrivato a questo, e questo è tanto. Molte persone questo lo sottovalutano, è fondamentale, veramente è fondamentale. Io ci credo, questo sì. Tutto il resto sono sciocchezze. È come se mi dicono vai su per le montagne e vai a cercare la farfalla blu che ti fa guarire dal cancro. C'è gente, allora tu malato di cancro credi in tutte queste, come si dice, cose, soluzioni, queste cagate, perché t'attacchi, chi sta morendo t'attacchi a qualsiasi cosa. Se invece incominci ad avere consapevolezza della tua malattia, ma io ti dico, ho imparato tanto, non è che le dico io queste cose, da persone molto più intelligenti di me, da persone che hanno passato vedi Tiziano Terzani che ha passato un cancro pazzesco sondando tutte le possibili soluzioni, tanto, è così. Ecco, io ci sono arrivato piano piano anch'io in questo modo. Non ero così, io ero un gran figlio di puttana nei miei primi 40 anni, ero uno che non me ne fregava nulla degli altri, invece ora sono completamente cambiato, capito? Io se posso aiutare gli altri fino all'ultimo momento della mia vita, nonostante la malattia, lo farò. È diverso, cambi. E ho cambiato anche nell'alimentazione. Ascoltare il proprio corpo, il corpo ti insegna. C'ha dei campanelli di allarme. Io sono andato, quando fu a pronto soccorso perché non passava la bile, diventai giallo. Qui fumavo tanto, io ero un grandissimo fumatore. Un amico mi diceva, oh, hai gli occhi gialli. Perché? Sarà un'intossicazione alimentare, che non ne so. Invece avevo un principio di Hitler e mi avrebbe ucciso in 2 o 3 giorni, perché mi veniva una pancreatite acuta, capito? Si era bloccato il condotto, io qua dei tubi,
li chiamo tubi volgarmente, sono degli stent che mi fanno passare la bile, eccetera, eccetera. Porca puttana. Ero uno che se ne fregava di tutto e di tutti, capito? 40 anni, ora ne ho 48, ne faccio, a giugno. Me ne fottevo di tutto e di tutti, capito? E è così, c'è poco da fare, siamo fatti così. Cioè, l'essere umano è fatto per fottersene nell'altro, capito? Sì, Invece sì. quando realizzi che non è così che funziona, che cadi in quelle buche, capito? Che incominci a capire quanto è importante ogni alba, ogni tramonto, ogni cosa, cambia completamente la tua vita. Io oggi sono fortunato, ho dovuto vendere casa, questo lavoro, cose. Me ne frega un cazzo. Sono la persona più contenta, felice no, perché la felicità non mi appartiene come malato di cancro. Però sono contento di quello che ho, dell'essenziale, capito? Mi accontento. Fine, È punto. quello l'obiettivo, no? Quello. Invece tu vivi per raggiungere la felicità. È sbagliato. Devi vivere per accontentarti di quello che hai. Vedi, sono sottigliezze, sono passaggi che però ti fanno riflettere. Ora ultimamente abbiamo perso un grandissimo maestro, una persona importantissima nel mondo. Molti ultimamente, sapendo che sono siciliano, mi hanno detto oh, è morto Battiato, no? Ho detto guarda che la perdita non è perché io sono catanese, Sì. è una perdita dell'esistenza umana. Tu avevi una persona che cercava di aprirti, veramente. A me lo dice, sono sempre stato un fanatico di Battiato, Cohen e De André. Quelli erano i tre che io battevo sempre. Guarda, Battiato ha avuto la fortuna di aver fatto il passaggio da vivo, poche persone lo fanno, veramente. Lui è riuscito a fare delle esperienze che noi normalmente non, che io sto cominciando a fare, perché purtroppo ho questa malattia e quindi automaticamente ti porta a fare determinate esperienze. Lui è riuscito a farle da, tra virgolette, da sano, però fondamentalmente vedi, anche lui aveva una malattia che lui non è, molti lo descrivono malato, non è malato, noi non siamo la nostra malattia, capito? Lui è arrivato dove è arrivato consapevole di un passaggio, c'è una cosa. Guarda, io infatti abbiamo perso un'entità che ancora ci poteva aiutare, invece è andata così via, si è trasformata, amen. Chi l'ha colta io la colgo, molti non la lasciano andare, capito? Che ti devo dire? Io per quello il mio piccolo io già sto facendo tanto, do un senso alla mia vita, con la mia malattia, cosa. Non perché ho scritto 2 libri, ti ripeto, io non ci piglio una lira con i libri che ho scritto, perché molti pensano, ma se non sei Camilleri con i libri non ci vivi, capito? Cioè, molti non ci riflettono a questo. Sì, l'ho già C'ho un sentita. editore, io c'ho un editore, non è che sono autopubblicati, ma se non sei Camilleri perché non ci vivi con i libri. Quindi. No, lo so, perché confermo, perché anch'io quando volevo iniziare questa roba delle puntine, che la mia fissa era quella delle posizioni GPS, no? Dopo è Una diventata cosa tutt'altra bellissima, roba. perché dare agli altri. Volevo farlo su carta. Dare agli altri. Volevo farla su carta. Ho detto, vediamo se posso farlo come lavoro. Poi mi sono stati spiegati i numeri di cavi, eccetera. Ho detto, ma figuriamoci, hai capito? Quello che tu fai è più veloce a farlo così come lo fai. Io ti parlavo di Secusino, è una sciocchezza. Non, Sì, guarda, il sì. Secusino non c'hai, tu lo sai benissimo, non c'è l'indicazione. Cioè tu non sai che c'è. Io l'ho scoperta perché bazzicando io ho visto così. Sì. Beh, ma resta una passione, non è un lavoro, però, assolutamente. Però. Vabbè, però va bene anche quello, capito? Beh, tipo anche adesso ti porterò magari un po' di caos in quest'area camper, no? Perché Qui? adesso la gente sa che c'è anche questa, che anche la corrente. No, fai bene. No, invece perché condividi? No, io ti ripeto, ieri ho fatto parcheggiare uno davanti a me, perché no, sono Ogni uno. tanto mi dicono non condividere questo, non condividere quello, sennò dopo si riempie quelli del gruppo, no, con cui esco. Però ho detto, ragazzi, cioè. Guarda, anch'io ti ho fatto la battuta sul Cansiglio, però perché conoscendo la zona, ti ho fatto la battuta, ne parli ancora 2 e ti rispondono 3. Guarda che chi vive non ci viene, perché è scomodo, c'è freddo, non c'è la corrente elettrica, quindi stai tranquillo, capito? Sì. Però la battuta te la faccio, sì, perché così. No, guarda, io il prossimo, se sarò in vita, raccolgo i miei appunti sulla vita in camper, però fondamentalmente cosa sto scrivendo adesso? Sto scrivendo la cosa penso più importante che sfugge a tutti, è il mondo che c'è dietro. La Giuliana, la signora che fa la matematica, eccetera, c'è un mondo che molti non appare.
è la stessa cosa per le malattie. C'è un mondo che non è fatto di turismo, non è fatto di vacanza, non è fatto di gente, molti padri separati. Guarda, il Friuli è un buco di culo d'Italia. Cioè, stai parlando di una regione, è un circo, cioè è piccolo, hai capito? È talmente piccolo. Io ho scoperto tanta gente vive in camper. Prima con la macchina, ma che cazzo li vedevo? Allora sono invisibili, capito? Sì. E no. Pensi che sono gente di passaggio, ecco. Allora è una cosa che mi ha intrigato tantissimo, vedi? Perché una cosa particolare che mi ha portato a riflettere il cammino che io faccio, eccetera, tu non sai mai cosa ha l'altro nello zaino. Non lo sai, no? Tu fai figli. Ti fa piacere, no? Non c'è nessun problema, anzi, non ti preoccupare. Non sai cosa l'altro porta nello zaino, non lo sai. Quella è l'essenza della viandanza, no? Non giudicare l'altro. Quindi se tu, tante volte noi giudichiamo l'altra persona senza conoscerne niente, quindi senza conoscere il contenuto, tra virgolette, è una cosa di quello che porta nello zaino. Nel mio caso è una grave malattia, ma ecco, fare 23.000 km a piedi cosa mi ha portato? A capire che tante persone hanno altre tempeste. Per me è una malattia, per altri può essere la perdita di un lavoro, per altri un disastro familiare. Sono tanti e non ci si pensa a questo. E dove li ho ritrovati? In una cosa che a me molti mi dicono: ah, bella la vita, e a me è stata una necessità. Io non riuscivo a pagare il mutuo. Io i soldi che ho venduto la casa non è che me li sono messi in tasca, li ho dati a una banca. Capito? Vedi, molti pensano, no, io l'ho dati a una banca, io ho venduto casa per evitare, perché ora le leggi sono cambiate, che dopo che non paghi due rate, non so che, mi levavano tutto. Allora no, aspetta, perché a ogni cosa buia e a ogni cosa grave c'è la luce, tu devi vedere quello. E io nel caso, vedi, nonostante la malattia non riesci a pagare il mutuo, che problema c'è? Vendi la casa. Poi questo camper è stato acquistato grazie a una raccolta fondi prima di vendere la casa. Avevamo messo i 30.000, io ho trovato questa meraviglia, l'abbiamo pagata gran culo, perché 16.000 euro l'ho pagata, gran culo, ti posso dire, per sapere, poi non sapevo nulla di questo mondo, quindi gran culo, non c'è l'infiltrazione, non c'è niente. Ho trovato una persona sensibile all'argomento, quindi ha rifatto tutte le bandele, tutte le sigillazioni, ma fortune che capitano. E ora sono di una contentezza allucinante, c'ho l'essenziale dietro di me, come quello che mi ha portato la mattina a camminare. Nello zaino porti le cose che ti servono, porti l'acqua, porti il ricambio, porti le ciabatte, porti lo spazzolino, porti le cose che ti servono. Molti non allora ora voglio scrivere di questo, capito? Per cercare di aprire un po' la mente alle persone, io nel mio piccolo, capito? Perché è importante. Le dici, tu anche dietro ogni cosa c'è una storia, e molti tu non lo sai, vedi Buricchio, no, dici, non lo sai, non puoi né giudicare né cose, invece metti un paio di calzini là, guarda il zingaro, capito? Che cazzo ne sai se quello là, quello vive da anni e non sta facendo nulla di male, non sta invadendo la tua proprietà, non sta invadendo la tua proprietà, sta semplicemente mettendo dei calzini al sole. Il sole lo aiuta a riscaldare, cioè, sì. Noi già subito boh. Allora, ho percorso anch'io questo pensiero, adesso non mi ricordo quanto, ho fatto dell'innocenza delle azioni che però vengono castrate, no? come delinquenze, come roba da pena di morte, sì. Dice, oh cazzo, non sto facendo nulla. Sì. Anche io ogni tanto, perché provo sto senso di colpa, no? Andare in giro in camper, che anche quando magari esci di 10 centimetri dalle linee, eccetera, e poi ti guardi fuori, c'è gente che spaccia, che uccide, che sembra... Vedi le peggio robe, e poi tu sei... Ora, su quello, ecco, è anche interessante far capire quello. Ora c'è sto boom. Ora, vedi, questa situazione del Covid, eccetera, tutti questi lenzuoli, ne vedremo. Tutto il contrario, cazzo, il viandante, te lo dico da viandante, ti accorgi dove stai andando, tutto il contrario, che noi usciremo meglio, è una tempesta, noi ne usciremo peggio di come ne siamo entrati, noi stiamo diventando delle merde, capito?
No, guarda, te lo dico con Ancora a consapevolezza. inizio Covid, l'avevo detto anche in un video che me l'aveva chiesto una signora, una mia cliente, ha detto cosa ne pensi, e ho detto ci scanneremo l'uno contro l'altro. Ora c'è il boom, allora chi vende camper, chi affitta camper, perché che cosa è andata nella mente delle persone? Io mi prendo il camper, me ne sto per i cazzi miei, vado ovunque, faccio quello che cazzo. Non è così, non funziona così. Non funziona. Io se vado, ora c'è un camper parcheggiato qua sopra, non so se l'hai visto salendo su. L'ha messo, Camper Italia, là? c'è un camper poggiato, buttato di Ah, lato così. ho capito, ho visto. Ora visto. dimmi quello. Sì, C'hai sì. il posto qua, mettiti qui, non mettere il camper là. Pensavo che era di uno che abitava Ora- lì, che quella no. era la sua casa e cazzo, me l'ha parcheggiato in curva proprio con quello che viene fuori. E poi no, perché conosco il proprietario di lei che c'ha il pitbull, c'ha un bellissimo un cane e sta ristrutturando la casa. Lui ha messo anche il coso non parcheggiato, che si è trovato il camper là. Ah. Allora automaticamente tutti i camper diventano, non è così, non funziona Sì, no, così. ma ancora là, capito? perché quando sono andato Sì, in sì, bici l'ho so. visto, quindi Che tu l'hai ti visto dico, per prima del dirti- mio per giro in dirti- bici. sì, da stamattina. Per dirti, così è, capito? Allora, quello è, capito? Quello senza, ripeto, senza giudicare, però tu non devi, non che il mezzo ti possa permettere di bypassare determinate procedure. Non è che questo, la libertà non è avere il camper, la libertà è qua dentro. Sempre detto. Non è, e no, e invece purtroppo, e questo te lo dirò, io non so se avrò la forza di mostrarlo, perché ogni cosa che faccio poi è così. Non è, e invece il massimo è tutto il contrario, cioè tu più questo è, più rispetti tutto quello che ti circonda. Invece molti pensano, ah, fanculo, faccio così, butto l'acqua lì e stendo i passi. No, non funziona così. Devi sempre rispettare l'altro, vedere l'altro. Invece noi siamo fatti per noi stessi. Invece tu programmati, tra virgolette, per guardare l'altro, andare a camminare e andare incontro all'altro. Cioè, noi non lo capiamo, zio Carlo, non lo capivo io, ora lo capisco, però è tardi, capito? È tardi. Poi io sono l'unico in vita in Italia. Mi sono visto col ministro Sileri e cose, l'unico, hai capito? L'unico. Mi dicono, già mi hanno messo 10 anni, è l'unico al mondo. Me ne frega un cazzo a me, capite? Di questa cosa. Perché se non posso aiutare gli altri, cosa mi serve? Io vivo. Io sono vivo. Però se non posso aiutare gli altri, 3 dobbiamo essere per iniziare una fase 1, eccolo il mio, una fase 1 di sperimentazione sulla malattia che ho. No? Ah, Sileri, io ho detto, che cazzo mi serve? Come ti posso aiutare? Che pensavi che io ti dicevo per il libro? No? C'è una ricerca qui del sistema immunitario, vieni figlio. Mangiale quel due. Ciao Fufo! Vieni figlio. Mangiali. Falli a pezzi. Dai che devi fare la Quello, 17 anni di cane, guarda. 17. Tanti sono, Porca miseria. E uno o papà o mamma era dalmata. Io questo l'ho rubato sto cane. Ho aperto la veramente non ti scherzo. Questo era di un operatore TV che è caduto con l'elicottero nel Piave. Ah. E siccome erano americani, la moglie era filippina, come mia moglie, però non erano sposati. Allora la moglie è stata rimpatriata e il cane andava eliminato. Ah. Pensa te. Questa Beh, allora io hai usato un lei termine siccome anche un po' siccome era, sbagliato, cioè non era l'hai sua rubato, amica, come puoi averlo no, rubato? beh, l'ho rubato perché praticamente era amica sua, si sono messi d'accordo, ha aperto il cancello perché non ha microchip. Vabbè, ma se il E cane poi lui è doveva venuto da essere me. soppresso, non puoi averlo rubato, Lo so, capisci? gli ho salvato la vita. Sai Cioè, come si chiama? Si come chiama se Lucky. io prendo questo bicchiere Si e lo chiama butto Lucky. nelle immondizie e Si tu chiama vai a Lucky. prenderlo all'immondizia, non l'hai rubato, No, capisci? Però lui è venuto, e non era, è venuto da me. Ora si chiama Lucky, vedi, sta lì, 17 anni. Io penso che l'altro po' se la tira. Perché è forte. Beh, sì, perché devi vederlo. E uno dei due, o papà o mamma era un dalmata, e i dalmata sono così. Ah, ma lo vedi a parte come si muove, ma anche dal corpo, dalla testa, da... Però sai cosa c'è? Che all'improvviso si blocca. All'improvviso, lui, ora com'è, proprio all'improvviso, neanche cammina più, niente, zero. Vabbè, ma manca Sì, ancora. quindi avrà, perché gli hanno levato il tumore qua sotto che aveva. Io ho fatto l'istologico, c'ha una varia di cose alle ghiandole, quindi all'improvviso lui per esempio so che non deve mangiare più maiale assolutamente, sai, Beh, anche ma usa. i cani in ogni caso, è un no, onnivoro però, il maiale. però sai, ti fai mangiare qualsiasi cosa, capito? Questo Sì, ora sì, proprio
crocchettine c'è dei anche cani qualche piccoli. deficiente che fa le crocchette col maiale, cioè, Esatto. come allora Tu fagliele anche con la cioccolata non lo a sto sai, punto. non lo sai, e tante cose che compro c'hanno queste. Lui basta che in qualsiasi cosa c'è una cosa di fa alzare la pressione, va Sì, giù, sì, boom. sì, sì. Ci si blocca la gamba. No, povera bestia. No. Ma lo vedo ancora a lungo, sai, perché a me ne è morto uno di vecchiaia, proprio un pitbull, ma proprio di vecchiaia che si è E consumato. pitbull di vecchiaia quant'è? 16, già record. Porca miseria, Sì, tanto, sì, tanta sì. roba. Sì. Già presa 8 anni che doveva, gli ho detto vieni a morire da me, era degli zingari. Tanta roba, Sì. Già il fatto che è vissuta altri 8 anni è una roba fuori per fuori. C'era la gente che chiamava la veterinaria e la polizia quando mi veniva a passeggiare con questo. Perché? Perché il cane, se uno è sano, non può comunque vivere in eterno, deve morire lo stesso anche Sì, se è certo. sano. Questa è una cosa un po' rara. È successa a sto cane qua, che era sano in tutto e per tutto, però Per la vecchiaia, doveva morire e quindi Certo. si stava consumando. Ecco, Cuore sano, consumando. vista, udito, tutto perfetto, però il cane sembrava tipo denutrito, sembrava bastonato. È come lui, per esempio, ora ha ripreso peso, se no all'improvviso si asciuga. No, Vabbè, ma lo vedi, guarda come si muove. Guarda. Ma perché non vede, capito? Vabbè, ma dai, è un Non vede. cucciolotto. Allora senti. Porca miseria. Che c'è, Cristo? Che c'è? Ecco, è finita anche la batteria. Ti salutiamo, ragazzo. Che c'è, figlio? Eccolo. Oh, crazy. All of you understand? Please hold me. I love you like Fontana e Belmondo. Vai, sigari!